Ciao ragazzi, sapete no come dice il detto, impara l'arte e metti da parte. Ma nella storia di oggi i protagonisti Tommaso e Adele l'arte l'hanno sì imparata, ma mica l'hanno messa da parte. Sono fratello e sorella, entrambi giovani perché sono sulla trentina, ma lavorano il riso da 70 anni. E guardate che non è una contraddizione, semplicemente perché la loro azienda, l'azienda della loro famiglia, esiste dal 1951. Hanno deciso di rimanere qui, ereditando gli insegnamenti e i dogmi di nonno Evelino, ma adattandoli ai giorni nostri, proiettandoli ai giorni nostri con la loro testa e con le esigenze di un mondo che nel frattempo è profondamente cambiato. Questa stanza per me è molto importante, questa è la stanza dove vengono fatte le rese del risone. Quando acquistiamo il risone dai nostri risicoltori, prima di metterlo in lavorazione facciamo un controllo qualitativo della resa. Da questa macchina, quando noi preleviamo un campione di 100 grammi di risone e cerchiamo di comprendere se la resa in riso bianco che abbiamo acquistato è paritario a quello che poi troveremo in lavorazione in riseria. Questa macchina qua l'ha messa qua mio nonno Evelino. Stando qua con nonno Evelino, avendo la fortuna di stare con lui quando ero molto più giovane, lo guardavo finché lavorava in questa stanza e controllava la lavorazione della resatrice o si fermava un attimo per controllare granello per granello e poi appena mio nonno Evelino usciva, per me se questo piccolo macchinario che sembrava più un giocattolo, visto anche i colori, diventava un momento di gioco, però mio nonno essendo molto legato a questo macchinario ci teneva molto e veniva qua a sgridarmi. Senti Tommaso, questa è la zona del vialone nano, voi siete un po' in controtendenza. Noi siamo un po' in controtendenza. La riseria Cremonesi, oltre a lavorare il vialone nano, che è un prodotto tipico del nostro territorio, lavora tutte le altre varietà di riso italiano, dall'arborio al carnaroli, al Roma, al baldo, il riso originario, il riso grana lunga. Ci occupiamo di poter dare al cliente un panorama varietale di risi diversi. La scelta di lavorare su più risi diversi è anche per poter dare al consumatore un panorama diverso per usi e costumi e tradizioni tipiche del risotto diverse anche dalla nostra, sia in Italia che all'estero. Però questo obbliga a un impegno diverso nella lavorazione, nella flessibilità, nell'elasticità dei processi, o sbaglio? Sicuramente sì, perché lavorando tutte le varietà di riso italiano hai bisogno di maggiore elasticità, ogni riso è diverso da un altro, quindi è un percorso di lavorazione differente dall'altro e naturalmente da annata ad annata bisogna sempre tenere un occhio accorto su come sono i risoni di ogni anno perché possono ovviamente cambiare. Ma tu nasci imprenditrice del riso? No, in realtà io mi sono laureata in lingue per il turismo, ho poi conseguito anche un master in hotel management, però mio fratello mi ha chiamato all'ordine, quindi sono arrivata anch'io in azienda. E come ci si trova calati nella veste di imprenditrice? Molto bene in realtà, il mio datore di lavoro, che è mio fratello, è il datore di lavoro migliore che io abbia mai avuto nella mia vita. Sono contenta perché portiamo avanti il sogno della nostra famiglia che ci hanno trasmesso i miei nonni. Però cerchiamo di rinnovarci, ecco, di innovarci ogni giorno e di stare al passo con i tempi. Tommaso è soprattutto il tecnico, quello che sovrintende un po' a tutti gli aspetti legati alla produzione e alla trasformazione vera e propria del riso, dalla campagna fino qui dove praticamente il riso arriva ad essere pronto per il consumo. Adele invece è il volto, per così dire, delle relazioni commerciali, ma anche dello studio sull'evoluzione del settore. In pratica sono due facce della stessa medaglia, sono le due anime che caratterizzano la loro quotidianità, perché da un lato ci sono l'eco degli insegnamenti di nonno Evelino che continuano a sentirsi, dall'altra c'è un mondo che è in continua evoluzione e che di conseguenza va rapidamente interpretato. La nostra forza è che ogni giorno studiamo quello che succede attorno a noi, quindi l'importante è essere ben concentrati su quello che è l'attualità, quello che succede attorno a noi in Italia, all'estero, che succede sia nel mondo dell'agricoltura, dell'alimentare, ma anche in tutto il mondo politico, e quindi innovarsi è un po' difficile perché ogni giorno la situazione cambia, soprattutto dopo il Covid, e non ci sono più regole, non si sa mai che filone seguire, quindi è un po' difficile, però l'importante è rimanere sempre aggiornati, ecco, sul pezzo.
Anche se il riso sembra il piatto della nonna la domenica, il modo di lavorare il riso e di consumarlo è in continuo cambiamento. Negli ultimi anni sono arrivati nuovi modi per consumare il riso sia in Italia che all'estero e oltre al consumo tradizionale del nostro risotto abbiamo anche delle tendenze di nuova generazione come magari il riso per il sushi o alcuni piatti orientali che si stanno introducendo in Italia e anche in Europa. Recentemente avete anche aperto le vostre porte a dei canali comunicativi importanti, mi pare. Sì, siamo partner ufficiali di Trentino Volley per questa stagione 2022-2023. È una società sportiva di pallavolo molto importante che quest'anno ha aperto lei stessa le porte ad una squadra femminile, quindi abbiamo una 1 nel maschile e una 2 nel femminile. E di recente poi siamo anche da Italy, a Verona, che ha aperto la settimana scorsa. Abbiamo portato i nostri barattoli a casa di Elsa con molto orgoglio perché per noi è una vetrina bellissima di cui mia nonna sicuramente sarebbe fiera. Mi viene da piangere adesso. Tommaso e Adele li ho conosciuti soltanto pochi mesi fa qui a Bovolone in occasione della fiera agricola di San Biagio in cui erano espositori. E lì c'è stato un aspetto che mi ha particolarmente colpito, soprattutto per Tommaso. Ho scoperto che è un cuoco straordinario. Mi ha preparato un risotto alla pilota, di quelli proprio che ti restano dentro. Credo che sia stato il miglior risotto fatto in questo modo che abbia mai assaggiato in vita mia. Ma perché vi dico questo? Per due aspetti importanti. Il primo è che lui stesso mi ha detto di voler provare le potenzialità di ciò che cucina per non minare la sua stessa credibilità. E il secondo aspetto invece è legato al fatto che quel risotto ha evocato dei ricordi, è stato un viatico per parlare dei ricordi legati in particolare a nonno Evelino e sono gli stessi ricordi che ancora oggi continuano ad ispirare sia lui che Adele. Ed era un gioco subito. Era tutto un gioco, sì. Io mi ricordo quando ero piccola che giocavo con mia sorella e con mio fratello a chi faceva la pila più alta di sacchetti sul bancale. Mi ricordo il rullo che trasportava i pacchi di riso e questo era il nostro gioco. Facevamo i compiti e poi giocavamo con il riso. E adesso è diventato un lavoro o è rimasto un gioco? Entrambe le cose. In alcuni momenti è un gioco perché è molto divertente, è bello incontrare le persone, è bello stare in fiera, è bello parlare con i clienti, però in altri momenti purtroppo è anche un lavoro, sì. Quando vedo qua guardo cosa abbiamo da fare per l'anno prossimo. Stiamo aspettando la nuova campagna di risone che qua nella nostra pianura hanno appena iniziato a trebbiare. Vengo qua a controllare i campi dei nostri fornitori dove da molti anni acquistiamo i risoni della pianura veronese e sono venuto a dare un'occhiata dal punto di vista agronomico come è messa la campagna, se è pronta per la maturazione. In questo momento, in questa settimana, è stata tolta l'acqua dalla risaia, viene lasciata un po' scolare dal fondo campo per essere pronta per entrare da mettitrebbia per entrare a trebbiare. Ma tu quando vieni qua ti senti un po' Evelino? Mi sento un po' una parte del nostro passato, mi sento un po' di essere mio nonno quando ha fatto i miei stessi lavori con la stessa ritmicità del tempo e mi rivedo come tempo indietro le persone prima di me hanno fatto il nostro lavoro. E cosa si prova? Si prova di essere parte di un sistema, ti capisci di essere parte di un sistema che stai continuando a portare avanti verso le prospettive future, ma sempre riguardando un occhio passato e con i piedi per terra, i piedi proprio in risaia, come da 100 anni a questa parte facciamo. Cos'è la cosa, qual è il ricordo più bello che hai del tuo nonno qui? Il ricordo più bello che porto di mio nonno è quando da bambino nel periodo estivo stavo molto tempo con loro e nei giorni infrasettimanali si andava verso il mercato di Pavia e ci si portava, che ne so, al mercato di Pavia a incontrare i mediatori per portare a casa i campioni di risone da poter analizzare per poi comprare. Mi portava qualche volta anche in campagna e ci portava a vedere le risaie o andavamo nelle aziende agricole a prendere i campioni di risone. È il tuo mondo questo, Tommaso? Questo qua è parte del mio mondo, questo qua è parte del mio mondo. La mia quotidianità si vive anche in questi luoghi. E perché hai voluto portare avanti tutto? Ho voluto portare avanti tutto perché sentivo una parte di me qua dentro, sentivo una parte di me crescere a fianco delle figure imprenditoriali ti porta a prendere parte della loro storia.